Nei decenni passati non abbiamo avuto la capacità come politica industriale di saper controllare chi gestiva queste due aziende e in entrambi i casi abbiamo avuto dei fondi speculativi e ne hanno in qualche modo determinato questo sciagurato destino. Il sindaco di Borgo Valbelluna usa parole forti per chiarire il denominatore che accomuna ACC e Ideal Standard, il cui futuro è appeso a un filo. Sabato prossimo Stefano Cesa e i vescovi Marangoni di Belluno Feltre e Pizziolo di Vittorio Veneto guideranno la manifestazione territoriale a difesa del tessuto produttivo della provincia. L'appuntamento è fissato per le 10 in piazza Papa Luciani a Mel. Aderiscono CGL, CISL, UIL con le strutture sindacali di categoria che invitano tutto il mondo sindacale, le categorie, la politica, il volontariato e i cittadini a partecipare attivamente. Al momento più fluida appare la situazione per Ideal Standard, la cui proprietà ha aperto ad una cessione. Difficilissima al contrario l'avvertenza di ACC legata a scadenze inderogabili. Sappiamo bene che la conclusione naturale dell'amministrazione straordinaria è fissata per i primi mesi, marzo se non sbaglio, del 2022, mentre sembra che sia stato imposto un diktat da parte della parte tecnica del Mise che vuole assolutamente a tutti i costi vedere una manifestazione di interesse prima del 20 di novembre, altrimenti sembrerebbe chiedere già l'avvio della procedura fallimentare. Proprio il Mise tardivamente ha convocato un tavolo per il 25 novembre senza specificare il motivo e ancora non in presenza. Stefano Bona, segretario della FIOM CGIL Tuona: sappiano che faremo il collegamento con le lavoratrici e lavoratori sotto la sede del Mise a Roma. Una forzatura quella del Mise che denota la chiara volontà politica di buttare alle ortiche la continuità produttiva di ACC, beffata dal naufragio del progetto Italcomp, sostenuto e sottoscritto dal governo Conte 2 e dall'articolo 37 del decreto sostegni che si è rivelato inapplicabile. Sabato dalla piazza di Mel si chiederanno valutazioni serie della situazione drammatica e politiche industriali concrete. Penso che in Italia non ci sia una situazione simile dove in un comune le due aziende industriali più importanti sono entrambe in crisi con 800 posti di lavoro.